Non ce la faccio a stare a casa, guardi, è proprio ho passato qualche sera da una mia amica e adesso è venuto lui a un paio di giorni e dopo ritornano anche i miei vicini di Pianerotolo. Via dalla casa in cui si è trovata faccia a faccia con i ladri, se n'è andata per qualche giorno insieme alla figlia Matilde Gariboldi Muschietti, sorella dell'ex primo cittadino Franco, con la famiglia titolari della storica farmacia Alla Gatta di Piazza Giorgione, vittima dell'ennesimo furto in abitazione nella Marca. Un bottino importante tra orologi antichi, Rolex e gioielli, almeno 350.000 euro. I ladri però, entrando in casa sua, hanno portato via anche qualcosa di intangibile ma dal valore inestimabile, la libertà e la bellezza di stare soli. Non ho mai avuto paura a stare a casa da sola, proprio per me la casa mi dava serenità, poi quel posto, tranquillità, protetta mi sentivo. Purtroppo mi ha scatenato questa paura incredibile che dico io non ho mai provato. La sua casa, quella ritenuta più sicura, ecco perché i gioielli di famiglia si trovavano lì, una casa in cui sta diventando difficile restare. L'unica cosa dico sono ancora qua, incolume, sana, ed è l'unica cosa che mi fa sì, pensare che poteva andare ancora peggio, però le dico è un trauma, uno shock che io non auguro a nessuno, a nessuno. La torcia puntata in volto, il ladro con la cassaforte in mano che le passa accanto per poi calarsi giù dalla grondaia insieme al complice e scappare oltre la muretta di cinta. Matilde cerca aiuto e trova i vicini di casa. E siamo andati tutti su. È brutto perché li ha trovati incappucciati col passamontagna e sono saltati proprio giù. È facilissimo perché qua a Grondaia sono come i gatti quella gente lì. Anche i carabinieri stessi dicono che c'è un allarme proprio di furti tremendi. Grande solidarietà espressa dalla comunità di Castelfranco, dove la famiglia Muschietti è conosciuta e ben voluta. In tanti questa mattina hanno fatto visita alla farmacia per chiedere notizie ed esprimere la loro vicinanza. Tanti colpiti dall'ennesimo furto messo a segno. Mi dispiace, proprio mi dispiace di cuore, loro lo sanno, gli andrò anche a dire. Guarda, è stato un colpo grosso per noi ieri sera a sentire una cosa del genere. Secondo me sono un gruppo che si spostano perché 20 giorni fa erano a Conegliano, Vittorio Veneto. Impianto di allarme, telecamere, tutto quello che era possibile fare l'abbiamo fatto, speriamo bene.